Michelotto, ancora Tumellero, ecco Domingo Peruregna, Zandegù. Peruregna che è il migliore tra i velocisti iberici. Ora ricordiamo che il rettilineo conclusivo è di circa 500 metri. Soffia un po' di vento, ecco la Vespa che è già sopraggiunta allo sprint conclusivo. Un'ampia curva immette sul rettilineo finale, eccoli ai 200 metri, mentre ecco che Basso e Serpù stanno lottando testa a testa. C'è Serpù, Basso, Van Vlierberg, Dancelli, Vitossi, Motta, Polidori, Zandegù, Wagmans, Sgarbozza, poi Peruregna, Gimondi, Ubrecht e Guerra. Michelotto in coda al gruppo che vede in ultima posizione Fuente. Secondo successo.